Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Autopsia blindata all'ospedale dell'Aquila sul corpo di Messina Denaro. Domani la salma sarà trasferita in Sicilia. Intanto Castelvetrano si divide. Omicidio aggravato per l'uomo che a Pantelleria ha dato fuoco alla compagna. L'ira dei parenti della vittima. Domani sera marcia silenziosa degli isolani. Un delitto contro Dio e l'uomo, la condanna del vescovo di Mazara. I precari nel pubblico impiego in Sicilia. La CGIL chiede la loro assunzione per evitare che vengano presto a mancare migliaia di posti di lavoro. A Gela 15.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di rifiuti pericolosi a cielo aperto a pochi chilometri dal centro abitato. La denuncia della locale associazione anti-racket. A Catania arrivano i nuovi bus elettrici che potenziano il trasporto pubblico, svolta ecologica, ma intanto troppi cittadini lamentano tempi d'attesa esagerati alle fermate. Messina ha perso casa, risparmi, credibilità, un impiegato bollato come assenteista, ma era uno scambio di persona. Assolto dopo 7 anni chiederà i danni alla Corte europea. Ottobrata in arrivo, ultime ore di tempo incerto, pure con qualche temporale, poi l'anticiclone riporterà il bello. Calcio, continua il momento no del Catania, superato 2-0 dal Foggia al Massimino. In B il Palermo cerca riscatto a Venezia dopo la sconfitta interna con il Cosenza. Bentrovati, oggi è il giorno dell'autopsia sulla salma di Messina Denaro, domani sarà trasferita in Sicilia con un furgone blindato lungo un percorso segreto. Intanto Castelvetrano si divide. Manlio Viola. Bisognerà aspettare la fine dell'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, che si svolge in un'area appositamente predisposta e blindata dell'ospedale dell'Aquila ad opera del medico legale Cristian Dovidio, professore universitario a Chieti, prima di conoscere i tempi esatti per le esequie. La salma tornerà a Castelvetrano nel Trapanese, dove è attesa nella giornata di domani secondo una tabella di marcia concordata fra autorità carcerarie e magistratura. Nessun funerale, la famiglia rispetterà le ultime volontà del boss, che aveva espresso dure critiche alla Chiesa. Al termine dell'esame autoptico, la salma del boss verrà immediatamente trasferita su un carro funebre. Sono in atto gli ultimi accorgimenti per mettere a punto l'organizzazione per il trasporto, che dovrebbe avvenire con un furgone blindato. Quel che appare certo è che sarà seppellito nella cappella di famiglia accanto al padre Francesco, capomafia della famiglia di Trapani alla fine degli anni '80, morto di infarto in latitanza. Per motivi di ordine pubblico e per esigenze investigative, la questura di Trapani ha disposto alcune misure anche per controllare chi parteciperà all'ultimo saluto. Vietati in ogni caso funerali pubblici a prescindere delle volontà del boss. Si registra un clima pesante intanto attorno al rientro della salma in Sicilia. A Castelvetrano ci si divide. C'è chi si indigna per il rimbalzare delle notizie sulla stampa, chi per la scelta di dargli sepoltura accanto al padre nella cappella di famiglia, ma c'è anche chi presenta pubbliche condoglianze proprio alla famiglia Messina Denaro sui social, e lo fa persino sui profili dei giornali che danno le notizie. Una Castelvetrano divisa in due anche nella morte del boss, come lo è stata nella sua latitanza, segnata da 1000 coperture di quella che il procuratore De Lucia ha definito la borghesia perbenista mafiosa. 35 anni fa l'assassinio mafioso nel Trapanese di Mauro Rostagno, giornalista coraggioso che aveva denunciato le collusioni tra mafia e politica. Oggi lo ricorda anche il presidente Mattarella, esprimendo solidarietà a familiari e colleghi e sottolineando l'impegno sociale e le battaglie di Rostagno contro l'oppressione criminale. La mafia, è il messaggio del presidente, decise di uccidere Rostagno per la sua attività di denuncia di reti affaristiche e di trame organizzate dalle cosche. Le istituzioni democratiche hanno dimostrato che è possibile combattere e sconfiggere le mafie. I giovani hanno compreso ciò che Rostagno ripeteva: la mafia è la negazione della vita.
È morta Annalisa Fontana, la donna bruciata viva dal compagno a Pantelleria. Le ustioni nel 90% del corpo non hanno dato scampo. Distrutti i 6 figli e l'ex marito. L'assassino è accusato di omicidio aggravato e incendio doloso. A Pantelleria sarà lutto cittadino domani, quando si svolgerà una marcia contro la violenza. Eva Spampinato. Annalisa è morta dopo un'agonia atroce vissuta in un letto d'ospedale al civico di Palermo, proprio di fronte alla stanza dove era ricoverato il suo carnefice. Lei con ustioni nel 90% del corpo, lui con bruciature che probabilmente lo faranno rimanere cieco. Annalisa Fontana, 48 anni, non è riuscita a scappare dalla foga violenta del suo compagno Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di omicidio aggravato e incendio doloso. Prima di ucciderla, pare l'avesse allontanata da tutti, persino dai suoi 6 figli, che avevano provato a starle accanto, ma lei lo difendeva. L'amore tossico vissuto per quest'uomo aveva preso il sopravvento, fino a quando venerdì scorso lui non ha deciso di bruciarla viva in seguito ad una lite scoppiata in un bar di Pantelleria. Aveva in casa una tanica di benzina che le ha scaraventato addosso. Inutile il suo tentativo di fuggire e di spegnere le fiamme sotto la doccia. Annalisa era una persona solare, piena di energia, simpatica. Neanche 2 settimane fa stavamo insieme in un locale pantesco a cantare, a ballare, abbiamo dedicato una canzone al figlio ricoverato. Nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. Annalisa era separata dal marito, aveva 6 figli, il più piccolo di 12 anni con un brutto male. La figlia grande, 31 anni, racconta che Bronzolino l'aveva allontanata anche da loro, le aveva fatto terra bruciata attorno, la seguiva al lavoro, mostrava una gelosia fuori dal comune, aveva premeditato l'omicidio. Addirittura non le permetteva di accompagnare il figlio piccolo a Palermo per le cure in ospedale. Il ragazzino, che vive con il padre ed è seguito dai servizi sociali, veniva accompagnato dal fratello. Per troppi a Pantelleria non c'era questo problema della violenza sulle donne, niente di più sbagliato. C'è, è diffuso ed è in una situazione, quella di un'isola, che non permette di scappare. La comunità di Pantelleria è ancora sconvolta, Annalisa la conoscevano tutti. L'amministrazione comunale di Pantelleria ha organizzato per domani, mercoledì 27, una marcia silenziosa a cui parteciperà tutta la collettività. Quello di Annalisa Fontana è un delitto che grida forte contro Dio e l'umanità. Mi unisco all'indignazione e alla sofferenza dei familiari e della comunità della Mattaterra di Pantelleria. E questa è la condanna del vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella. Accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne, un professore a Sant'Agata di Militello, nel Messinese, che è stato sospeso per 1 anno dall'insegnamento. Il docente dell'istituto superiore si contesta di avere palpeggiato la studentessa convocata in cattedra con una scusa nel marzo scorso e diversi studenti avrebbero confermato le accuse. Troppi precari nel pubblico impiego in Sicilia. La CGIL chiede la loro assunzione. Il rischio è che con i pensionamenti previsti vengano presto a mancare migliaia di posti di lavoro. Adelaide Barbagallo. Sono quasi tutti laureati, giovani ma non giovanissimi, da anni aspettano un lavoro stabile nella pubblica amministrazione. In Sicilia, come nel resto d'Italia, posto pubblico da tempo non è più sinonimo di posto sicuro. Eppure questa forza lavoro è indispensabile per mandare avanti importanti servizi da dare al cittadino. Asili nido, polizia municipale, uffici dell'INPS, della sanità. La funzione pubblica della CGIL Catania segnala che in città sono centinaia i lavoratori che si trovano nel limbo del precariato. Si parla tanto di fondi PNRR da utilizzare e di giustizia lenta. Anche in questo settore così delicato ci sono dei lavoratori precari, come Stefano Manzitto, laureato in giurisprudenza. La sua è una figura particolare e si trova al Tribunale di Catania.
cerchiamo di accelerare quelli che sono i processi del Ministero della Giustizia in generale. La mia figura funziona e questo ce lo dice il Ministero della Giustizia, perché noi siamo costantemente monitorati. Noi ogni 6 mesi dobbiamo fornire al Ministero della Giustizia, tramite i nostri uffici statistici, tutte le nostre statistiche, quindi quante bozze di sentenza redigiamo, quanti depositi accettiamo in cancelleria, quindi tutte quelle che sono, e i risultati ci sono. Tra qualche anno in Italia serviranno oltre 1.200.000 posti di lavoro. A Catania la pianta organica prevede l'impiego di 3.400 lavoratori pubblici, in realtà ce ne sono 1.759, ma entro il prossimo anno saranno di meno per le centinaia di pensionamenti che ci saranno. Sono numeri che rivelano quanto sia elevata l'età dei lavoratori, ma anche quanto sia urgente provvedere a nuove assunzioni. I dipendenti della pubblica amministrazione sono sempre di meno, questo significa dare meno servizi ai cittadini e questo significa restringere il campo dell'azione pubblica all'interno della nostra provincia come in tutto il resto del paese. Nella grande mobilitazione del 7 ottobre lanciata da CGIL a Roma ci saranno anche i lavoratori precari della Sicilia. 15.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di rifiuti pericolosi a pochi chilometri dal centro abitato di Gela. Adesso arriva la denuncia dell'Antiracket. Jerry Italia. Una discarica abusiva operativa a qualche chilometro dal centro abitato che nessuno si è nemmeno preoccupato di nascondere e dove quotidianamente operano dei mezzi che vanno a scaricare rifiuti di ogni tipo senza alcun timore di essere scoperti o peggio sanzionati. Un terreno presumibilmente privato protetto solo da una sottile catenella all'ingresso ma comunque di facile accesso. Il terreno è proprio accanto alla Gela Butera ed è di facile accesso nonostante la catenella che è stata messa all'ingresso. Come vedete sono circa 15-20.000 metri quadri di terreno interamente coperti di cumuli di rifiuti inerti edili. Tutti i rifiuti sono suddivisi ordinatamente in cumuli pronti da interrare, una situazione vergognosa che a giudicare dalla mole enorme dei cumuli va avanti indisturbata da anni. Guardate la differenza di livello rispetto al terreno originario, parliamo di quasi 1,5 metri, anche 2 metri in certi punti, tutti di rifiuti inerti. E come vedete tutta questa zona è stata spianata col fuoco, presumibilmente per tornare a livellare il tutto con i rifiuti. La quantità di inerti è davvero impressionante. Lungo l'area sono centinaia i metri quadri ricoperti da rifiuti che sono considerati speciali o pericolosi e che dovrebbero essere smaltiti correttamente, di certo non abbandonati all'aperto. Guardate qui a terra i segni di movimentazione di mezzi pesanti. Ce ne sono praticamente dappertutto e sono freschissimi. Segnale che qui i mezzi pesanti vengono spesso e vengono proprio, come vedete, a sbancare i vari cumuli di rifiuti inerti. Un vero e proprio racket dei rifiuti denunciato dall'associazione Antiracket gelese che invita tutti a non voltare la testa dall'altra parte. Bisogna sempre denunciare e soprattutto dimostrare l'amore che abbiamo per questa città. Se non lo mostriamo noi questo amore e non cauteliamo le nostre famiglie, i nostri figli, ma a che serve poi lamentarsi senza agire? Caltanissetta assumevano i dipendenti pagandoli con bonifico bancario e consegnando regolari busta paga, ma dopo li costringevano a restituire una parte dello stipendio in contanti. Con l'accusa di estorsione tentata sono state arrestate 2 donne titolari di un esercizio commerciale. L'indagine è nata dalla denuncia presentata da un ex dipendente. A Catania sono arrivati nuovi bus elettrici che fanno potenziare il parco mezzi della MTS. È una svolta ecologica, ma troppi cittadini lamentano tempi d'attesa esagerati alle fermate. Tonino De Mana. Lei aspetta l'autobus? Da molto tempo aspetta? Non faccia domande... È una domanda difficile. Non era difficile, vabbè, niente. Tra poco rivedremo il servizio del nostro collega. Intanto altre notizie. Rubava dalle auto lasciate incustodite mentre i genitori accompagnavano in classe i figli in una scuola primaria di Catania. Denunciato un uomo di 61 anni trovato in possesso di un martello e di una chiave inglese con cui rompeva i finestrini e si impossessava di borse e pacchi.
A Messina, la storia di un impiegato della città metropolitana finito per uno scambio di persona in un'inchiesta sui furbetti del cartellino. Ha perso la casa, ha dovuto contrarre debiti e dopo la soluzione non gli è stato riconosciuto nessun risarcimento. Francesco Triolo. Non è cambiata, è proprio stravolta completamente. I miei figli, mio figlio non mi ha parlato per più di un mese. Mia moglie si sentiva male ogni giorno, non dormivamo più la notte. Io, avendo avuto 2 infarti, sono un cardiopatico, immagini lei come ogni volta che andavo al tribunale quello che succedeva. Un incubo durato 7 anni per Santo Bonasera, impiegato della città metropolitana di Messina. La sua storia è quella di un innocente finito per uno scambio di persona nel ciclone dell'inchiesta giudiziaria avviata nel 2012 contro i cosiddetti furbetti del cartellino all'ex provincia regionale di Messina. Il processo si è concluso nel 2019 con 39 condanne e 18 assoluzioni, tra gli assolti anche Bonasera, che ancora ricopre l'incarico di portiere all'interno dello stabile dell'ente. Accusato di avere spostato con un bastone una delle telecamere di sorveglianza in modo da eludere i controlli. L'imputato, visionando le foto incriminate, aveva spiegato che quello non era lui ma un altro dipendente e, nonostante le richieste pressanti del suo avvocato, non era riuscito a far visionare le foto prima dell'ultima udienza. Solo a quel punto, dopo 7 anni, i giudici lo hanno assolto perché il fatto non sussiste. Santo Bonasera non ha visto riconosciuto nessun risarcimento per la vicenda giudiziaria che suo malgrado l'ha coinvolto, ma per la quale ha speso tutto. Io avevo un mutuo da pagare. Non riuscendo più a pagare il mutuo, la banca mi pignora l'appartamento. Mi pignora l'appartamento, io mi presento la documentazione per una richiesta di un prestito al mio datore di lavoro. Il datore di lavoro mi dà il certificato di stipendio, nel certificato di stipendio mi viene inserita una clausola in cui mi dice che ho un procedimento penale in corso, quindi nessuna finanziaria mi concede il prestito. Fatto sta che la banca ignora l'immobile e lo vende all'asta. Adesso l'ultima speranza è quella di chiedere i danni alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Un danno allucinante. Chi glielo ripaga? Non lo vuole ripagare nessuno. Lo Stato dice che non paga perché non ho fatto carcere, non sono stato sospeso. E la provincia dice che non è competenza sua. Non so. Io ho parlato con il mio avvocato, vediamo all'ultima ora. Ci rivolgiamo alla Corte di Strasburgo perché non è possibile che una persona che è innocente si rovini la vita, perché ho la vita rovinata. A Catania nuovi bus elettrici ma tempi d'attesa ancora esagerati alle fermate. Tonino De Mana. Una mobilità sempre più sostenibile per far fronte ad un traffico insostenibile, con troppi catanesi sempre più schiavi dell'auto e tanti cittadini che si lamentano dei mezzi pubblici con tempi d'attesa alle fermate che a volte superano l'ora. È in questo contesto che AMTS e Sostare, unite sotto un'unica insegna, vanno alla ricerca della svolta ecologica, potenziando il parco mezzi elettrici. Una strategia all'insegna della mobilità sostenibile, questi autobus già li abbiamo visti in città, ne vedremo tanti altri. Autobus che non inquinano e che danno un maggiore servizio, una maggiore efficienza a disposizione dei nostri cittadini. Non vedremo più autobus fumanti per le strade di Catania? Sì, quell'immagine dei vecchi autobus fumo nero che addirittura certe volte si fermavano anche per strada probabilmente sarà un brutto ricordo che non avremo più nei nostri occhi. Gli fa eco il presidente di AMTS, Giacomo Bellavia. Questo è un grande passo in avanti per la città di Catania e per l'azienda dei trasporti e consentirà ovviamente a Catania di essere tra le città d'Italia più innovative da questo punto di vista. Ma non è tutto rose e fiori. Da piazza Federico di Svevia, dove sono stati esposti i nuovi autobus, a via Plebiscito, dove mezzi elettrici e non si fanno attendere. In questa palina il tempo di attesa del 431enne è di 44 minuti. Facile immaginare l'umore di chi si affida ai mezzi pubblici. Da sempre è stato così, poi da qualche anno hanno dimezzato il numero di vetture per cui l'attesa è di non minimo un'ora. Sono delle attese infinite, sono 45 minuti di vita che se ne vanno e non tornano più. Storicamente hanno sempre funzionato male, adesso se la situazione si è migliorata non lo so ma non credo. Questa la replica di AMTS. Non basta solo avere i bus nuovi, questo ovviamente aiuta per la regolarità del servizio e per la frequenza, serve anche potenziare il servizio di trasporto pubblico. Questi sono dei piccoli tasselli ma il lavoro è ancora tanto.
Speriamo che questo potenziamento arrivi e sia continuo. Sempre a Catania, 3 giovani arrestati, compreso un minore di 17 anni, in un'operazione antidroga dei carabinieri al Pigno. I 3 avevano allestito una piazza di spaccio nel quartiere e 2 di loro sono stati bloccati al termine di un inseguimento dopo che il loro scooter aveva investito l'auto dei militari. Il maltempo di questi giorni non ha portato via l'estate. Spuntato il sole, c'è chi è tornato al mare. Nel fine settimana le temperature dovrebbero salire e sfiorare i 30 gradi. Per gli esperti l'estate non è ancora finita. Francesco Aloi. Lei ha appena fatto il bagno al mare, l'estate quindi non è ancora finita. Per me no. Per me ancora fino a novembre, spero, prima di partire. Settembre sta per finire, le prime piogge sono arrivate, ma questo non scoraggia i siciliani. Quando torna il bel tempo, anche senza tanto caldo, è subito mare. Per me non è finita l'estate. Noi veniamo al mare, fin quando c'è il sole ce lo godiamo. Anche che c'è il nuvolo, sicuramente ci sono dei momenti in cui c'è il nuvolo, c'è la pioggia e poi una se ne va. Con le piogge nel giro di pochi giorni le spiagge si erano svuotate. Gli ombrelloni avevano lasciato il posto agli ombrelli. Pioggia, vento, nel Messinese è venuta giù anche la grandine. Tutte queste nuvole sul sud Italia coinvolgono anche la Sicilia per una zona di bassa pressione posizionata sul Mar Ionio, che ancora nelle prossime 24 ore spingerà parecchie nubi e ancora la possibilità di acquazzoni e temporali, pure in Sicilia, specie sulla parte centro-orientale della regione. Nelle città però i solarium restano ancora montati. In Sicilia l'estate non finisce mai, si sa, e già nel fine settimana potrebbe tornare il caldo. Come temperature si sono leggermente abbassate con l'arrivo di questa bassa pressione, però guardate, verso il fine settimana col bel tempo anche le temperature torneranno su valori estivi e l'inizio di ottobre sarà di stampo più estivo che autunnale. Temperature che durante il giorno dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi, soprattutto nel catanese, tra i 18 e i 20 durante la notte. In autunno gli esperti non escludono giorni di maltempo e freddo alternati a sole e caldo, un clima impazzito a cui dovremo sempre più abituarci. Ci dobbiamo aspettare di tutto. Fino a novembre e dicembre sicuramente che ancora farà un clima caldo. Le stagioni non vengono mai rispettate, l'estate dura da aprile a novembre. Per un altro tuffo al mare comunque non bisognerà aspettare la prossima estate. Andiamo al mare? Andiamo. Breve pausa, fra poco per il calcio, la seconda sconfitta al Massimino del Catania. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, il Catania perde ancora al Massimino e i rossazzurri vengono sconfitti dal Foggia, appena 4 punti in 4 partite per gli etnei. Marco Carli. Con i tifosi della curva che urlano "vogliamo gente che lotta". Il risultato finale 0-2 parla di un'altra sconfitta casalinga, riflette una classifica non da Catania. Tabiani così a fine partita. Non sono per niente preoccupato poi perché soprattutto ho visto lo spirito che volevo vedere, una squadra che è andata ad aggredire, che ha creato delle situazioni. Se la prestazione è certamente migliore rispetto a quella vista a Monopoli, i numeri parlano chiaro. 4 partite giocate, 2 sconfitte, tutte in casa, soli 2 gol segnati. E sul gioco resta sempre l'impressione di una squadra che non sa velocizzare, che gioca in orizzontale e che vive al momento sui lampi di Chiricò. Al 13° è lui a innescare una bella azione, Rocca costringe alla parata nobile dopo il cross radente di Castellini. È l'unico vero lampo di un primo tempo in cui Tabiani rivoluziona la squadra di Monopoli. 5 cambi su 11, Quaini e Castellini in difesa, Deli a centrocampo, Bocic e Sarao davanti. Non è un turnover, è questione di ottimizzare le prestazioni. È chiaro che alcuni giocatori che magari avevano fatto 2 gare verso 40-35 minuti alla fine potevano trovare magari un ritmo un po' più lento, avevano più possibilità di trovare spazi. Nella ripresa entrano Di Carmine, Zammarini e poi Marsura, oltre a Beters subito per rimpiazzare l'infortunato Olivieri. Fiammate come la traversa di Chiricò, ma poi arriva il vantaggio dei foggiani. Palla che esce dall'area, Ladinetti non chiude, Marino insacca, qualche altra palla
parata del portiere foggiano, nel finale Curado e Beters che favoriscono il 2-0 di Tonin. I tifosi, che avevano accolto la squadra con il solito calore, ricordando anche il povero Manuel Puglisi, non restano impassibili e fanno capire la loro delusione. A Catania, mentre si attende il gioco, non possono mancare i risultati, soprattutto al Massimino. Turno infrasettimanale per il Palermo che stasera giocherà a Venezia. Rosanero che vogliono riscattarsi dopo la sconfitta casalinga con il Cosenza. Marco Gullà. Si torna in campo, la sconfitta con il Cosenza brucia ancora, ma stasera al Penso contro il Venezia il Palermo avrà una nuova occasione per il riscatto. Non ha fatto una gara agevole, il Venezia in casa non perde da 11 partite, compreso ovviamente lo scorso campionato, ma i rosanero fuori casa hanno già collezionato 2 successi e stasera proveranno a lasciarsi alle spalle lo scivolone di venerdì scorso. Ma il Venezia è una squadra importante, lo era l'anno scorso, lo è quest'anno. Hanno confermato tutti i giocatori centrali, hanno acquistato giocatori di Serie A come Altare, come Lella, come Gittiker, hanno preso giocatori dall'estero di grande qualità, dunque hanno confermato i perni centrali, hanno consolidato un lavoro sviluppato bene, che aveva già una base molto importante l'anno scorso, dunque è una squadra che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista in categoria, ha fisicità, qualità tecnica, organizzazione. E dunque, sapendo tutte queste caratteristiche, siamo anche noi curiosi di vedere come andremo a parametrarci a loro. Fuori Di Mariano è infortunato, il Palermo dovrebbe scendere in campo con Pigliacelli tra i pali, Matteo e Lund sulle corsie esterne, Lucioni e Ceccaroni coppia centrale, poi a centrocampo Gomez, Stulac e Segre, in avanti Insigne e Di Francesco supporteranno Brunori, fischio d'inizio alle 20:30. Un'ultima ora in chiusura, come già annunciato, ora è ufficiale, il questore di Trapani ha vietato funerali pubblici per Messina Denaro. Ci fermiamo qui, la TG Sicilia torna alle 20, vi aspettiamo, buon pomeriggio.